caffè con l'esperto è offerto da Top Salus e Uno Magazine. Ancora un appuntamento con un caffè con l'esperto, siamo qui in Sala Bianca del Caffè Pedrocchi, ospite di quest'oggi è l'avvocato Massimo Pecori. Benvenuto avvocato. Grazie, buongiorno a voi. Avvocato è nato a Vicenza sotto il segno del cancro, ma sa qual è una caratteristica del segno del cancro? Che non mollano mai. Quindi forse è una caratteristica che aiuta nella sua professione. Sì, è vero. Confermo che è una caratteristica. Ma forse l'avrà aiutata ancora di più nelle vesti di difensore civico, perché questo è il motivo per cui ho invitato oggi l'avvocato Massimo Pecori, in quanto lei è stato difensore civico presso il comune di Vicenza. Difensore civico, poi ci dirà qual è la figura, ma è una figura che attualmente a livello comunale non esiste più. Sì, purtroppo, devo dire purtroppo, è stata abolita nel 2009-2010 con una legge finanziaria, la cui ratio era quella di consentire alle amministrazioni pubbliche di risparmiare sui costi. Secondo me è stata una scelta tragica perché fra tanti costi che le pubbliche amministrazioni sopportano, andare a toccare proprio questa figura che è nata e cresciuta al servizio dei cittadini, e aggiungo dei cittadini più deboli, credo che non sia stata una grandissima idea. No. Diciamo che c'è una soluzione surrogata che adesso andremo a capire di che si tratta. Figlio di un magistrato, un'esperienza appunto abbiamo detto come difensore civico presso il comune di Vicenza e poi è stato anche assessore a Vicenza, sì, con diversi incarichi. Sì, alcune deleghe, gli affari legali, il patrimonio, il decentramento, l'anagrafe e il turismo. Allora, caro avvocato, negli anni in cui lei è stato assessore, quali sono quegli anni? Sono stati più o meno dal 2013 al 2017. Quindi lei aveva come compagni di cordata insomma, dei nomi noti come l'europarlamentare Alessandra Moretti. Sì, giusto? Sì, Alessandra era il vice sindaco della mia giunta e il sindaco Achille Variati, sì, che attualmente è sottosegretario al Ministero dell'Interno. Neo nominato. Un ruolo molto importante. Sì, una bella giunta, diciamo. Una bella giunta. Senta, ma e quindi per giunta io le chiedo, ci dia due aggettivi per ognuno. È difficile contenere la descrizione di Achille Variati perché dire che è un bravo sindaco è sminuirlo, è intelligente. Credo che il suo pregio principale sia quello di amare la città di cui è stato sindaco anche addirittura 3 volte. E chi ama la propria città e si mette al servizio della città penso che raggiunga il suo traguardo principale. Alessandra Moretti invece è grintosa, è una donna convinta delle sue capacità e penso che lo abbia anche dimostrato, basta vedere il suo cursus honorum, in pochi anni è diventata da vice sindaco della città a europarlamentare. Senta, comunque non ho certo invitata per parlare della Moretti e di Variati, ma torniamo all'argomento difensore civico. Al difensore civico, che è questa figura appunto ormai scomparsa dai radar della pubblica amministrazione, almeno a livello comunale. E un incarico che lei insomma, ha ricoperto brillantemente, perché poi dopo ci racconterà insomma, di cosa si è occupato. Poi ho visto, tra parentesi, che io ho visto una statistica che lei mi ha girato per quanto riguarda gli interventi di un anno, no? Presso il comune di Vicenza, sì. E ho notato che in un anno le erano giunte 323 richieste, di cui la metà circa riguardavano semplici informazioni e consigli, e del restante un 42% dei casi sono stati risolti. Un bel ruolino di marcia, direi. Sì, soprattutto se consideriamo i dati precedenti, cioè il 300 e rotte istanze sono frutto di un costante aumento delle domande rivolte dai cittadini al difensore civico, frutto evidentemente della conoscenza, cioè più i cittadini conoscevano la figura del difensore civico e più evidentemente apprezzandola si rivolgevano al difensore civico. Torniamo tra un istante e torneremo a parlare appunto del ruolo del difensore civico. Cercheremo di capire anche chi pagava il difensore civico e delle eventuali, come dire, contraddizioni che si potevano creare in merito. A tra poco.
Salus. Soluzioni premium per la salute. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Eccoci in onda, stavamo parlando del difensore civico, questa figura che fino a qualche anno fa era presente in tutti i comuni italiani e che invece adesso è presente solo a livello regionale. È così, avvocato? Sì, la buona notizia è proprio questa, cioè i difensori civici a livello locale sono stati aboliti, l'abbiamo detto, però chi ha bisogno di interfacciarsi con questo istituto, con questa figura, può farlo rivolgendosi al difensore civico della Regione Veneto, che oggi non si chiama più difensore civico, si chiama garante dei diritti della persona, perché oltre al ruolo del difensore civico egli assume a livello regionale, egli assume anche i ruoli di pubblico tutore dei minori e dei diritti delle persone ristrette in carcere. Quindi sempre nell'ottica di un risparmio finale, queste tre figure sono state unificate e quindi i cittadini del Veneto che hanno delle problematiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, attenzione, solo pubbliche amministrazioni, non beghe tra privati, si possono rivolgere al difensore civico regionale. Quindi, questo vale in tutta Italia, naturalmente. Questo vale in tutta Italia. Ecco, però io sto pensando, ad esempio, facciamo il caso del Veneto, se prima ce n'erano 7, adesso ce n'è uno soltanto che deve lavorare per 7, che però deve lavorare su 3 campi diversi. Sì. Quindi 7 per 3, 21, insomma, diciamo che è un bel peso quello che sta sulle spalle del cosiddetto garante regionale. Certo, c'è una concentrazione notevole e ovviamente spero che ci siano a livello regionale delle strutture adeguate che gli consentano di lavorare di supporto, perché sennò da solo non può dare risposta a tutti. L'unico problema che io intravedo in questa situazione che si è creata è la scomodità in qualche modo per l'utente, perché un conto è avere un problema, banalizzo, di bollette, un conto è avere il difensore civico del comune a portata di mano, in 5 minuti si va in ufficio, si portano le carte, si ha una risposta, un conto è dover rivolgersi al difensore civico del Veneto che ha sede a Mestre e quindi con tutte le problematiche. Se si vuole andare di persona bisogna fare un viaggio, se si vogliono inviare i documenti bisogna spendere per l'invio, insomma, ecco, è un po' più complesso. Se pensiamo alla famosa vecchietta che magari vuol far valere i propri diritti, quindi vuol far leggere una bolletta, perché mi pare che il difensore civico può intervenire anche su frangenti tipo questo. Sì, infatti il ruolo fondamentale del difensore civico, lei prima accennava scopriamo chi lo paga, era proprio questo, cioè il cittadino aveva a disposizione non un avvocato, intendiamoci, non è un avvocato del cittadino a sua disposizione gratuita, è una figura esperta di diritto che è messa a disposizione del cittadino per verificare se la pubblica amministrazione ha agito correttamente oppure no. Quindi il cittadino, come dicevamo prima, la signora o chi per lei che ha problemi anche per una sola bolletta di, non lo so, 100 euro, sa che senza spendere una lira trova, perché in regione c'è, questa figura che può analizzare la sua bolletta e decidere e valutare se la richiesta è corretta oppure se ci sono degli errori. Ma caro avvocato, mi faccia fare l'avvocato del diavolo, ma se questo garante, ex difensore civico, che adesso opera a livello regionale, presumo venga pagato dall'amministrazione regionale, certo. Insomma, viene il sospetto che se io devo agire, ad esempio, contro l'ente regionale, magari questo chiude un occhio, 2 occhi, forse anche le orecchie, o no? Ma per carità, il dubbio è legittimo, però anche perché poi viene eletto ovviamente dal comune o dal consiglio regionale, quindi uno può avere il sospetto che una maggioranza si nomini il difensore civico che più... E invece ci dia una parola di speranza? Invece non è così. In primo luogo perché chi viene nominato insomma, ha anche una sua figura, etica, dignità e non può mica proprio svendersi perché viene pagato dall'amministrazione. In più ci sono i miei colleghi che azzannano la caviglia dell'eventuale difensore civico. Esatto, cioè il ruolo della stampa è fondamentale. Primo perché consente la diffusione della conoscenza presso i cittadini della figura del difensore civico e secondo perché esercita un controllo. Cioè se il difensore civico, se ci si rivolge al difensore civico e si pone una problematica e questo dà una risposta che è più favorevole, diciamo così, all'amica amministrazione piuttosto che alla verità, insomma la stampa interviene e controlla. Di più il difensore civico ogni anno deve recarsi in consiglio
per me comunale, adesso regionale, a illustrare le tematiche che ha affrontato. E il Consiglio Comunale, vive Dio, è fatto non solo dei consiglieri di maggioranza che magari l'hanno nominato, ma anche di quelli di opposizione. Quindi insomma, il difensore civico deve anche stare attento. E poi un'ulteriore garanzia è che è imparziale, indipendente, cioè una volta eletto, a meno che proprio non commetta dei gravissimi fatti di responsabilità, non può essere rimosso. Quindi anche qui poi sta alla singola figura del difensore civico decidere che ruolo vuole assumere, cioè imparziale, terzo garante al servizio del cittadino, oppure parziale al servizio della maggioranza che l'hai nominato. Ecco, lasciamoci con questo dubbio, ci fermiamo un istante e torniamo a parlare in ultima analisi del ex difensore civico. Top Salus. Soluzioni premium per la salute. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Avvocato, abbiamo pochissimo tempo, però mi premeva fare con lei una rapida carrellata sui campi e dei settori di intervento dell'ex difensore civico attualmente garante regionale. Ma io direi, per essere veloce, che tutte le volte in cui il cittadino ha un problema con la pubblica amministrazione, intesa comune, provincia, regione, ULS, distretto scolastico, enti appunto periferici dello Stato, può rivolgersi, invece di andare dall'avvocato, invece di fare una causa, può tentare la carta del difensore civico, perché, ripeto, è gratuita e soprattutto trova del personale specializzato che può dargli una risposta. Per agevolare il lavoro del difensore civico, la persona che si reca con la propria protesta deve avere anche probabilmente delle pezze giustificative, sì, cioè non può sfogarsi, diciamo. Ovviamente le parole sono parole, bisogna portare i documenti al difensore civico, il quale poi li analizza e ha obbligo di rispondere motivatamente per iscritto. Entro quanto tempo? Non c'è un tempo previsto, però ecco, più rapido possibile. Ed è veramente uno strumento importante perché si risparmiano tempi e costi. Avvocato, in definitiva io avevo anche altre domande, però insomma siamo proprio agli sgoccioli e non posso non farle la domanda così più importante e più personale. C'è un ricordo, soprattutto per quanto riguarda questa sua esperienza di difensore civico, che la emoziona? Riportandolo alla mente? Sì, ce ne sono tanti, devo dire, però ecco, visto che poi io cammino e vivo nella mia città, ogni volta che vedo un paio di progetti che ho realizzato mi danno molta soddisfazione. Mi riferisco a 2 progetti di abbattimento delle barriere architettoniche che ho curato insieme all'assessorato della Regione Veneto, insieme all'allora assessore De Poli, oggi deputato, e all'allora assessore Sante Bressan, che mi hanno finanziato. E abbiamo abbattuto le barriere architettoniche del centro creando delle rampe per i portatori di handicap, e poi abbiamo realizzato un collegamento per non vedenti dalla stazione di Vicenza alla sede dell'Unione Italiana Ciechi. Ecco, credo che questo per un difensore civico sia stato molto importante, perché veramente è un aiuto concreto ai cittadini. Grazie all'avvocato Massimo Pecori, grazie anche per averci chiarito un po' le idee sulla figura dell'ex difensore civico attualmente garante regionale, e grazie a voi per l'ascolto. Alla prossima. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Top Salus e Uno Magazine.